Allora, Angelo Tabaro, cosa è successo di eclatante, di positivo per il popolo veneto del governo? Parlando del bellunese e dell'area bellunese, devo dire che la giunta regionale in questi anni ha mostrato un certo interesse. Il bellunese, ad esempio, è una terra con una forte tradizione di artigianato del legno. Ebbene, l'investire nel fare la mostra di Brustolon, che è considerato da Honoré de Balzac, lo considerava il Michelangelo del legno, quindi uno scultore del periodo barocco, del 6-700, che far conoscere è un modo anche per far conoscere la qualità dell'artigianato del legno. Per questa mostra la Regione del Veneto ha investito moltissimo assieme al Comune e alla provincia. Siccome Honoré de Balzac era specialista dei Misérables, sì, ma allora però guarda che vorrei vedere, cerchiamo. Tu ridi perché tu no, guarda che era esperto sui Miserabili, Honoré de Balzac. Cerchiamo di non rendere il nostro territorio che dopo i giovani abbiano uno sbocco, se tu mostri ai giovani che il lavoro artigianale del legno può permettere di arrivare a certi livelli di qualità da essere arte estremamente raffinata. Per darti un'idea, il Brustolon è lo scultore che ha fatto quelle sedie che sono al Quirinale dove il Presidente della Repubblica riceve i capi di Stato. Quelle sedie sono fatte da Brustolon. Però fallo sapere. È bello perché ha anche un cognome che è bellissimo. 200 sedie al giorno che dava lavorare dobbiamo ricominciare a stimolare 50 persone. Ma questa è la stimolazione. Qualsiasi posto di lavoro oggi deve essere difeso, anche 10 posti di lavoro. Anche 10 posti di lavoro.